questo modellino che è una centrale nucleare. Visto che studiamo l'energia, questa è l'energia nucleare e possiamo studiarla meglio. Adesso con delle mie compagne spieghiamo il funzionamento. Allora, delle barre di uranio vengono inserite in questa torre. Queste barre di uranio poi, quando i loro atomi si spezzeranno, genereranno una reazione a catena che farà accendere la turbina. Poi passerà all'alternatore che lo farà diventare energia. Per controllare questo processo bisogna aggiungere molta acqua in modo tale che il calore generato faccia diventare l'acqua vapore acqueo, che di nuovo accenderà la turbina, accenderà l'alternatore e diventerà vapore acqueo per scaldare l'acqua delle case. E così rischia di non esplodere come la centrale nucleare di Chernobyl.